Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Bando A1.1.2. Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione. Possono beneficiare dei contributi le imprese del territorio regionale, microimprese, piccole, medie e grandi imprese, le università insediate in regione, gli organismi di ricerca pubblici, di diritto pubblico e privati insediati in regione, gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici regionali, gli enti gestori dei distretti regionali. L'obiettivo è incoraggiare lo sviluppo di progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione di processo e dell'organizzazione, realizzati in modalità collaborativa tra imprese regionali e sistema della ricerca e innovazione, per contribuire alla realizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi da introdurre sul mercato nell'ambito delle 3 traiettorie di sviluppo rientranti nell'area di specializzazione delle tecnologie marittime e della strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia, S4. 3.999.966 euro è la dotazione finanziaria del bando. Il progetto deve prevedere la presenza di almeno 3 imprese indipendenti tra loro, di cui almeno 2 PMI, e un'università o un organismo di ricerca in qualità di beneficiario o in virtù di un contratto di ricerca di valore non inferiore al 15% del costo del progetto. I beneficiari non devono sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% del costo complessivo del progetto. In caso di progetti che prevedano attività di innovazione di processo e/o dell'organizzazione che presentino tra i beneficiari una o più grandi imprese, i beneficiari PMI devono sostenere cumulativamente almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto. Sono ammissibili le spese di personale, missioni, strumenti ed attrezzature, servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali, realizzazione prototipi, materiali di consumo, spese generali. Il costo ammissibile del progetto presentato non deve essere inferiore a 1 milione di euro. La partecipazione al presente bando da parte di ciascuna impresa e di ciascun ente gestore dei parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti regionali è consentita per un massimo di spesa ammessa di 700.000 euro per le microimprese, 1.400.000 euro per le piccole imprese, 2 milioni di euro per le medie imprese e 3 milioni di euro per le grandi imprese. L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 2 milioni di euro. La percentuale di intensità dell'aiuto varia a seconda della natura dei beneficiari e della tipologia di attività, ricerca, sviluppo o innovazione. I progetti devono avere una durata compresa tra i 24 e i 48 mesi. Il termine massimo di conclusione del progetto, comprese eventuali proroghe, è il 31 dicembre 2028. La domanda può essere inviata tramite il sistema online dedicato dalle ore 10 del giorno 5 giugno 2023 alle ore 16 del giorno 31 agosto 2023. Per qualsiasi informazione rivolgersi al servizio Ricerca, Apprendimento Permanente e Fondo Sociale Europeo della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia.